In occasione del 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, che ricorre il 14 settembre prossimo, il sommo poeta viene ricordato in tutta la nazione con una moltitudine di iniziative. Anche la nostra Agrigento, per tramite il comitato cittadino presieduto dalla dirigente scolastica Enza Ierna, ha programmato una serie di iniziative culturali ed artistiche che saranno realizzate nel corso del 2021. Tra questi una mostra dal titolo I Mass Media per Dante, che raccoglierà una serie di articoli che metteranno in evidenza il lavoro di valorizzazione svolto verso il padre della lingua italiana, Dante Alighieri. Tra le varie iniziative fatte o da fare online per via della pandemia che vieta gli assembramenti, momenti dedicati a Dante e la sua convinzione di fede che si è svolto lo scorso 1° marzo, la giornata Dante di un premio Nobel per la Dante fatta il 25 marzo, Dante e l'arte che si svolgerà il prossimo 29 aprile, giornata della Dante e la società il 29 maggio, Dante e la sua influenza nel corso del tempo il prossimo 25 giugno, a seguire altri momenti con Agrigento Città Teatro, allorquando il 14 settembre, in occasione del 700° anniversario della sua morte, momenti svolti in collaborazione con il comune di Agrigento. Tra i tanti aspetti culturali della figura di Dante, quella in particolare che oggi mettiamo in risalto è relativa al 33° canto della Divina Commedia, il canto in cui Dante vede Dio. Dante si trova nell'Empireo che, secondo la concezione tomistica accolta dallo stesso Alighieri, è la sede dei Beati, diretta emanazione di Dio. Qui, per l'appunto, Dante Alighieri, assistito da San Bernardo, vede Dio. Ricordare Dante significa anzitutto rivedere e ripensare il periodo storico in cui Dante Alighieri visse. Spesso quel periodo storico viene definito il secolo buio perché fu il periodo del Medioevo. Invece, tramite l'opera di Dante Alighieri, noi abbiamo avuto un'immensa luce. Probabilmente mai tanta luce in un'opera come quella di Dante Alighieri nel pensiero umano. Perché? Perché Dante Alighieri conclude la sua opera col canto 33° del Paradiso. Per capire questo canto noi dobbiamo partire da un cammino spirituale del sommo poeta. Dante, per scrivere questo canto, certamente ha avuto un'intensa vita spirituale. Anzi, io aggiungo, quel canto è una rivelazione che lui ebbe, fa parte delle cosiddette rivelazioni private che lo Spirito del Signore concede alle anime elette. Quelle parole che lui scrisse nel 33° canto sono parole che il pensiero umano con le sue facoltà non può mai arrivare. È così intensa quella luce, sono così intense quelle parole, sono così alte queste parole che Dante le ha avute tramite rivelazione. Ritorno a dire, il pensiero umano non può raggiungere a queste vette così altissime. E dunque parlare di Dante nel 700° anno della sua morte significa anche provare attraverso il canto del Paradiso l'esistenza di Dio, e cioè la rivelazione che il sommo poeta ha avuto.